mio posto preferito. Con il lockdown non ci si può allontanare più di 200 metri da casa, ma io qui ho tutto quello che mi serve. Osservo i colori della natura, ascolto il rumore del vento, faccio respiri profondi. Qui sono talmente in pace che arrivo addirittura a perdere la cognizione del tempo. Aspetta, ma che ore sono? Oh no! No, 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 no! Ginevra, sei in ritardo. Abbiamo iniziato da 4 minuti. Sì, prof. Scusi, solo che... Cominciamo. Oggi parafrasiamo Meriggiare, pallido e assorto e concludiamo il capitolo sulla conferenza di Yalta. Per inciso, sto aspettando le vostre relazioni sulla coscienza di Zeno e sulle differenze tra l'opera di Pasolini e quella di Torquato Tasso. Pare che alcuni di voi non abbiano ancora caricato su Drive, vero Luca? No, prof, si sbaglia. Io la coscienza di Zeno l'ho caricata. Bene. Allora, vediamo un po' le tue impressioni. Il romanzo non è altro che l'analisi della psiche di Zeno, un individuo che si sente malato ed inetto ed è continuamente in cerca di una guarigione del suo malessere attraverso molteplici tentativi. Niente male, prof? Bravo Luca. Guarda, è talmente ben fatta che Wikipedia ha deciso di copiarla e usarla come descrizione del romanzo. Vabbè, prof, lo ammetto, ho copiato. Però da quando siamo a casa il carico dei compiti è ingestibile. Cioè, gli studenti non sono degli imbuti da riempire di conoscenza. Forse vuoi dire gli studenti non si devono riempire di conoscenza con gli imbuti. Vabbè, è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. 2 capitoli in più per domani. Mi ha dato 2 capitoli. Per domani. Sì, Luca, però anche tu. Sì, lo so che non devo copiare, lo so. Ma quello non è grave. Ma come fai a scambiare una subordinata finale infinitiva con un complemento di mezzo? Dai! Guardiamo il maturitorial. E basta. Sono Alice Big Smile Condò. Vivo in questa splendida casa con il mio quarto marito. Lui la pensa come me sull'ordine e la pulizia. I miei primi 3 mariti, invece... Ma lasciamo perdere. Sapete, avere una casa ordinata e pulita significa gioia interiore ed equilibrio mentale. Cari maturandi, oggi vi insegnerò come scegliere lo sfondo adatto alla vostra maturità online. Sono certa che ci divertiremo. Eh sì, ci divertiremo. Oddio, ma fa paura. Paura? Perché? Cominciamo subito. Ecco per voi i 4 oggetti che non devono mai mancare sullo sfondo della vostra inquadratura. Oggetto numero 1. Libri. Siete degli studenti. Mostrare che siete degli accaniti lettori non può che tornare a vostro vantaggio. Consiglio dei libri carismatici, come ad esempio un libro sugli studi dell'idraulica del Settecento. Sì, vabbè, poi... Eccolo qui! Oggetto numero 2. Piante. Niente come qualche simpatica piantina potrà aiutarvi a fare colpo. Racconta che siete delle persone sensibili, pacifiche, che sapete curarvi di qualcosa di vivo. Mettete sullo sfondo qualcosa che di certo è presente in ogni casa. Un mix di orchidee, timo lemoncino, basilico. Meglio se il basilico è mezzo morto, a rappresentare la caducità della vita. Ma dai, ma è possibile, su! Orchidea, timo lemoncino, basilico. Ma dai, ma il basilico è davvero mezzo morto? Ma certo. Oggetto numero 3. Una lampada. Quale oggetto migliore per una scrivania? Comunica con grazia ai professori quante notti insonni avete passato chini sui libri a studiare. Utilizzate possibilmente una lampada rossa cubica New Design Bauhaus del 2017. Vabbè, adesso mi dirai che è una lampada rossa cubica New Design Bauhaus Style del 2017. Ma come? Ed infine, oggetto numero 4. Un soprammobile elegante, una cosetta graziosa, di classe. Suggerisco ad esempio
Una testa di cavallo romana in terracotta. Bene, penso sia tutto. Cara, mi dispiace tanto, ma mi è caduto il tuo pinguino malesiano di porcellana e purtroppo si è rotto. Scusami. Non importa, amore mio. Non importa. Ora, se volete scusarmi, devo andare da mio marito. No, perché? Buona maturità online a tutti. Prego, no. Gamba a te. Prego, no, no, no! Sì, fa decisamente paura. Comunque adesso non mi dirai che hai anche una testa di cavallo romana in terracotta, vero? No! Ok. Non sei ancora una psicopatica totale. Mamma mia, che bella. Che hai detto? No, dico la stanza bellissima, cioè sfondo incredibile, cioè farai un figurone all'esame, dico. Grazie. Bene, sì, no, sì. Io devo andare, ho due esami, due libri, 2 pagine, 2 capitoli da studiare. Per domani. Ah, ciao. Ciao Ginevra. Tecnicamente non è una testa. Non sono psicopatica. Ciao! Senti, sei libero in questo momento? Devo dirti una cosa importante. È una cosa bella, tranquillo. Ci vediamo al mio posto preferito. Finalmente sei qui! Maturitorial per oggi finisce qui. Ma hai sentito? Non devi mai trascurare la cornice e lo sfondo. Lo dice felice Alice Big Smile Kondo. Un libro o una pianta fanno un bel panorama e Maturitorial diplomato ti proclama. Gamba a te.